Buongiorno, buon anno, è il nostro primo Focus TG dal vivo qui a Rete Veneta. Siamo nel 2021, qualche problema ce lo siamo portati appresso dall'anno scorso, ma insomma si spera che questo sia un anno un po' diverso da quello che si è concluso solo qualche ora fa. Per noi di Rete Veneta cambia poco, siamo sempre vicini a voi telespettatori, siamo sempre in onda, saremo sempre in onda anche con edizioni straordinarie quando e se succederà qualcosa di particolare da raccontare, ma oggi ci sono tante cose da raccontare. Cominciamo a raccontarle da Vicenza con la nostra Gabriella Basso. Il primo collegamento di quest'anno spetta a lei. Buongiorno Gabriella e insomma intanto complimenti per il primo collegamento dell'anno, vuol dire che subito a Vicenza c'è qualcosa da raccontare. Raccontaci. Ferdinando e i telespettatori di Rete Veneto, un buon anno ovviamente a tutti quanti. Io sono qua, adesso sono all'interno di un gazebo, all'interno della casa di riposo Monte Crocetta a Vicenza, perché oggi qui a Vicenza è stato il primo giorno di vaccinazioni per quanto riguarda gli ospiti della casa di riposo e il personale della casa di riposo Monte Crocetta, una delle case di riposo che fino ad oggi è stata sempre Covid free. 66 gli ospiti che vengono vaccinati, hanno già cominciato, ne hanno già fatti 2 anziani. Pensate che ci sono 2 ultracentenari, 103 anni, 2 signore che sono qua e che faranno anche loro il vaccino, e anche il personale, l'OS, i infermieri della casa di riposo saranno vaccinati praticamente tutti, l'80%, quindi c'è una grande risposta per quanto riguarda questa casa di riposo, ma ci assicurava il direttore generale dell'USL di Vicenza Pavesi che adesso praticamente a ritmo di 3 case di riposo alla settimana verranno fatte tutte. C'è stata una grande risposta sia da parte degli ospiti, quindi dei familiari degli ospiti se sono appunto coscienti e comunque capaci di esprimere, appunto sapete che c'è il consenso informato, no, per quanto riguarda il vaccino, o c'è da parte degli amministratori di sostegno. E 3 case di riposo, dicevamo, al giorno saranno quelle che verranno appunto vaccinate, 40 sono le case di riposo dell'USL 8 Berica, quindi è un impegno importantissimo per quanto riguarda la vaccinazione nelle strutture per anziani. C'era anche l'assessore regionale alla sanità che ha appunto fatto il punto della situazione sulle case di riposo. Sono già circa 20.000 i vaccinati e siamo insomma a buon punto, si sta lavorando in maniera molto frenetica per appunto riuscire a vaccinare tutti gli anziani. C'è un po' una lieve preoccupazione per quanto riguarda la questione vaccini, perché insomma c'è la volontà, si sta rapidamente vaccinando, ma c'è la necessità che arrivino i vaccini. Sono 38.000 quelli che dovrebbero arrivare regolarmente, quindi ovviamente c'è grande attesa, ma soprattutto oggi è stata proprio una giornata qui a Monte Crocetta, a casa di riposo, importante, molto sentita dagli ospiti e dai sanitari. Gabriella, ti interrompo perché tu ci hai mandato delle immagini, abbiamo delle immagini che adesso facciamo vedere, magari le commentiamo assieme, di anziani che vengono portati con le carrozzine nel punto... Sì. Nel punto vaccinazioni. Quindi questi sono i primi anziani vaccinati? Sì, esatto, i primi 2 anziani vaccinati. Molto bene, molto bene. Allora lo facciamo rivedere ai nostri... Tutti, ecco, lo facciamo rivedere ai nostri... non autosufficienti, ecco, vi volevo ricordare, qui alla casa di riposo a Monte Crocetta, quindi chiaramente insomma, sono particolarmente seguiti, in condizioni ovviamente particolarmente attente. Qui noi siamo con mascherine FP2 qui all'esterno, questa, poi tutti comunque hanno le FP2, ci sono i calzari, quindi tutto con la massima attenzione, massimo rispetto delle regole, insomma, proprio anche per mantenere, diciamo, questo primato di no Covid, almeno per quanto riguarda le strutture dell'USL 8 Berica. Gabriele, invece quest'altro filmato che ci hai mandato, che cosa riguarda? Lo facciamo vedere ai nostri telespettatori. Sì, questo filmato è invece la prima dipendente, appunto infermiera, che viene sempre della casa di riposo Monte Crocetta, che è stata vaccinata. Purtroppo nell'immagine avete visto c'era appunto l'infermiera che la stava facendo il vaccino, però è stata la prima vaccinata. Quella che vedete subito dietro sarà la seconda, già pronta
pronto per il vaccino. Sì, Chiaramente sì. c'è un po' di movimento, ma È normale anche nella concitazione di un momento sì, così importante come le prime vaccinazioni di operatori e pazienti o ospiti, li chiamiamo, all'interno di una casa di sì. riposo. È normale che ci sia un po' di movimento, naturalmente non, ricordiamo, non nella fase di vaccinazione in sé, ma in quella della stampa presente. È normale che tutti Certo, si accalchino certo. davanti. Poi questa sera, lo diciamo ai nostri telespettatori per chiarezza e correttezza, questa sera nel TG Vicenza avremo tutte le immagini molto più da vicino, molto più Sì, belle, diciamo, di queste prime vaccinazioni. Queste sì, erano... abbiamo anche Prego, Scusami, prego Gabriella. abbiamo anche sentito uno dei due vaccinati, anziani, insomma, che cosa hanno provato, insomma, in questa giornata importante, perché tenete presente che queste persone anziane, gli ospiti di questa casa di riposo, sono mesi che vedono le persone, ma in maniera, prima non le vedevano proprio, poi in maniera molto razionale, molto razionalizzata, davanti a un vetro. Quindi adesso c'è anche veramente anche per loro molta confusione, perché di punto in bianco si trovano con un po' di gente di movimento, non sono gli operatori sanitari, ma è gente esterna, e quindi c'è stato anche un momento un po' così di spaesamento, se vogliamo, Ecco, ecco. più Però che tutti molto comprensibile. contenti, anche il signore anziano che abbiamo intervistato, che ha più di 80 anni, 83 anni, ha detto, gli abbiamo chiesto, no, anche sul discorso che tanta gente non vuole vaccinarsi, ed è stato perentorio, ha detto solo ignoranti non capiscono quanto sia importante, e quindi questo dà l'idea, se una persona anziana, 83enne, che viene in casa di riposo, sente la necessità, il bisogno e capisce il valore di questo vaccino, è molto importante comunicarlo ovviamente all'esterno. Benissimo. Gabriella, cambiamo argomento per un attimo, poi ti lasciamo tornare all'interno della struttura per anziani per finire tutte le interviste, tutta la parte per il TG Vicenza di questa sera. Che cos'è successo a Vicenza nell'ultimo dell'anno, nel primo giorno del 2021? Sì, è stata diciamo che nella foga di cancellare il 2020 e passare al nuovo anno, c'è chi purtroppo ha esagerato con atti di vero e proprio vandalismo, alberi incendiati, cassonetti incendiati, anche macchine, insomma. Non è stato un bel esempio, diciamo, di civiltà, quello dell'ultimo dell'anno che è accaduto a Vicenza, e tanto che abbiamo anche sentito il primo cittadino al riguardo, ed è molto arrabbiato su questa cosa, ed è chiaramente è difficile oggi risalire a chi può essere stato, però sicuramente stigmatizza molto quanto è accaduto, perché dice: noi non potevamo fare ordinanze di divieto, Certo. dei botti, eccetera, perché non si possono fare, però si sperava, si confidava molto sulla responsabilità, il senso di responsabilità, di civiltà dei cittadini. Purtroppo c'è stato chi questo senso di responsabilità non lo ha avuto. Non l'ha avuto. Gabriella, ricordaci Posso perché... aggiungerti solo, ecco, Prego, scusami, prego. ti interrompo, però volevo dirti una cosa importante, perché oggi una cosa che è emerso, ritornando sempre purtroppo al Covid, una cosa che è emersa è il fatto, e che ha stigmatizzato in questo caso il direttore generale dell'Uslotto, è che purtroppo ci sono persone che sono in quarantena e continuano ad uscire dalla quarantena, andando a trovare persone e amici o Certo. familiari, quindi loro hanno persone contagiate da persone che sono in quarantena, tanto che l'USL ha deciso di interessare ulteriormente la prefettura e la questura per dei controlli più serrati, più stringenti, con anche sanzioni più pesanti se fosse possibile, ma comunque con sanzioni, perché questa cosa rende il lavoro, vanifica il lavoro proprio dei sanitari, vanifica il lavoro del SISP, che vi dico, trovare i contatti dei contatti è un'impresa improba con questi numeri. Ti confermo questo problema anche nell'area dell'ULSS 7 Pedemontana. Ne abbiamo parlato questa mattina con il direttore generale commissario Bortolo Simoni, e questa sera poi l'intervista andrà nel nostro TG Bassano, il quale diceva: operatori dell'informazione, dateci una mano perché abbiamo enormi problemi con gente che dovrebbe essere in quarantena e che non troviamo a casa, e addirittura ci sono persone che danno
un falso numero di telefono, un numero di telefono sbagliato per non essere rintracciate. Questo, lo ricordiamo, è una cosa di una gravità inaudita in questo momento in cui i dati continuano a non essere buoni. Addirittura Simoni, Gabriella, non so se lui sotto Berica ha fatto questa dichiarazione. Simoni diceva che con i dati che ci sono adesso, con la curva che c'è adesso, saranno quasi obbligatorie nuove restrizioni dopo l'Epifania. Insomma, la zona arancione di cui si parlava per il Veneto, se continua così la curva, è praticamente garantita. Hai queste informazioni anche da lui sotto Berica? Allora, l'Usotto Berica non ha parlato e neanche l'assessore alla sanità regionale ha parlato di zona arancio. Devono raccogliere ancora bene tutti i numeri, tutti i dati e poi si vedrà. E comunque è una cosa che spetta per quanto poco allo Stato. Questo ci è stato ribadito anche dall'assessore. Di certo quello che emerge, che ha detto anche il direttore generale dell'Uslotto, è che la curva non si sta abbassando. Di fatto, diciamo, è come se fosse, come dice sempre anche il governatore Zaia, siamo nel plateau, cioè rimaniamo alti, non riusciamo a scendere, nonostante fortunatamente diciamo, i numeri per quanto riguarda l'Uslotto nei reparti non sono come all'inizio, diciamo a novembre, reggono molto ancora, reggono bene, però rimane il fatto che il numero dei positivi rimane alto, non scende certo, la curva. Certo. Allora Gabriella, adesso noi ti lasciamo perché andiamo a Padova, abbiamo una vaccinazione in diretta, forse riusciamo a farla vedere ai nostri telespettatori. Non esitare a richiamarci se ci saranno notizie di cronaca, altre notizie da Vicenza. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Torniamo in studio, vediamo se riusciamo a contattare la nostra redazione padovana, perché abbiamo delle vaccinazioni eccellenti, passateci il termine, in corso. Contattiamo il nostro Guido Barbato facciamo tutto, lo sapete, qui ormai ci seguite ogni giorno, sapete che qui si fa tutto in diretta, tutto in via davvero espressa. Eccolo qua, allora Guido, ci siamo, riusciamo a parlare. Buongiorno Guido, che cosa è successo a Padova? Qual è la vaccinazione in corso in questo momento? Buongiorno Fabiano, buongiorno a tutti. La vaccinazione in corso è quella proprio del professor Crisanti, lo potete vedere in questo momento su questo monitor dalla diretta Facebook organizzata dall'azienda ospedaliera di Padova. L'eminente scienziato ha appena tenuto un breve discorso per invitare tutti alla vaccinazione, la ritiene un'operazione fondamentale per poter affrontare i prossimi mesi e ha avuto anche appunto parole di elogio per l'adesione piuttosto massiccia da parte del personale dell'azienda ospedaliera di Padova. Vedete, la dottoressa Crivellaro è in questo momento il sanitario incaricato di appunto fare l'iniezione. Certo. Al professore dell'Università di Padova. Guido, ci dici dov'è, che magari la facciamo vedere ai nostri telespettatori dal nostro monitor di servizio? Sì, pagina Facebook dell'azienda ospedaliera di Padova, precisiamo. Benissimo, allora noi cerchiamo di lanciarla qui in diretta, intanto tu raccontaci per bene quello che sta succedendo. Sì, ecco, c'è stata una breve introduzione da parte del direttore sanitario, il professor Daniele Donato, e ora Crisanti, vedete, sta già reindossando il suo giubbotto, ha detto che avrebbe preferito anche una cosa anche più semplice e pacata, un po' insomma con il suo stile sempre per queste cose un pochino a basso profilo, però in realtà poi in 448 ha voluto dare l'esempio, si è reso vero e proprio testimonial della vaccinazione dicendo che lui non aveva mai detto che non bisognava vaccinarsi, ma che sarebbe servita più chiarezza e più informazione verso la popolazione sul tipo di vaccino, sulla sua composizione, sul bugiardino, una cosa che insomma credo conosciamo tutti e che tutti noi quando appunto dobbiamo assumere un qualche farmaco andiamo magari a leggere più o meno, tanto per non complicarci un po' l'esistenza, chi più chi meno, quindi, però e anche perché ha detto che ci sono ovviamente adesso un tipo di vaccini e poi ha parlato del fatto che più avanti nei prossimi mesi ci saranno delle altre tipologie di vaccini che andranno ad intaccare le proteine contenute nel virus. Ecco, questo tanto per essere un po' semplice, magari stasera saremo più completi. Torniamo a far vedere, ecco, nella diretta che noi stiamo facendo vedere ai nostri telespettatori c'è il dottor Crisanti che si è appena
vaccinato e c'è un altro medico che parla che purtroppo non conosciamo. Il direttore sanitario dell'azienda, il dottor Daniele Donato. Molto bene, sì, perché qui l'abbiamo un po' coperto, appunto, ecco, adesso lo vediamo bene grazie alla regia di Renzo Rigon, perché era un po' coperto dalle sovrimpressioni. Guido, allora, detto questo, qual è la situazione a Padova nei primi giorni del 2021? Beh, se volete, è una mattinata in cui le varie strutture sanitarie di Padova, che insomma sapete sono note per anche per la loro eccellenza, per essere conosciute anche fuori regione, hanno fornito anche dei dati. In particolare vorrei attirare un po' la vostra attenzione sulla situazione della cardiologia di Campo San Piero e dell'ospedale di Cittadella in particolare, perché la direttrice sanitaria della ULSS 6 Euganea ci ha tenuto a precisare che Cittadella, contrariamente a come ha interpretato qualcuno la notizia, non sta diventando un ospedale Covid-19 al 100%, ma è stato necessario ampliare a Cittadella i posti letto delle malattie infettive proprio per rispondere a un'esigenza provinciale del problema Covid, ma stanno continuando tutte le altre attività, dalla chirurgia dalle attività ovviamente per il concepimento, la nascita dei bambini, e anche alla cardiologia. Ma andiamo per ordine. Quindi Cittadella aumenta di 32 posti letto i posti appunto riservati alle malattie infettive, che diventano quindi 86. Ha attualmente 18 posti letto di terapia semi-intensiva per il Covid e 11 posti letto di psichiatria legata al Covid, unico ospedale della provincia destinato a questo. Quindi lei ha voluto un po' specificare questo. Sono aumentati i posti letto delle malattie infettive. Per la chirurgia, aspettate perché ho preso degli appunti, sapete che ne abbiamo parlato nella giornata dell'ultimo dell'anno, sempre nell'ottica un po' della rimodulazione dell'assistenza, succede che i posti letto presenti a Campo San Piero non vengono spostati, vengono mantenuti. Il problema riguarda le urgenze di cardiologia e l'emodinamica che è presente solo a Cittadella e che da lì non si può spostare. Quindi le persone che hanno problemi di urgenza cardiologica vanno dritte a Cittadella, perché è una struttura, da quanto ho capito, più attrezzata. Mentre i ricoveri in unità coronarica di Campo San Piero rimangono a Campo San Piero. Questo almeno è stato detto dalla direttrice sanitaria dell'ULSS 6 Euganea, la dottoressa Patrizia Benini. Molto bene. Un altro piccolo dato curioso, insomma, per quanto riguarda invece il Covid, l'ULSS 6 in tutta la giornata di ieri, Capodanno, ha realizzato quasi 3.000 tamponi, 2.954 per esempio, quindi anche della giornata del primo dell'anno, moltissimi tamponi, direi davvero un numero impressionante. Moltissimi tamponi effettuati, molto bene. Prima di andare in pubblicità, Guido, al volo, abbiamo cronaca da Padova? Beh, no, a parte gli interventi dei vigili del fuoco dovuti ai botti, a 2 incendi piuttosto gravi che ci sono stati la sera del 31, che hanno riguardato un appartamento adibito a studio legale in pieno centro a Padova, in piazzetta Conciapelli, al quinto piano di un condominio che durante le operazioni di spegnimento le persone hanno dovuto lasciare, mentre per quanto riguarda invece la provincia è andato a fuoco l'ennesimo mobilificio, noi, nella zona del Montagnanese, a Urbana. Sapete, questi incendi di mobilifici, forse attività, noi, forse no Ferdinando, un po' lasciati un po' andare dal tempo, dal fatto che c'è stata una seria crisi nel settore, ultimamente fanno parlare di sé per il fatto che prendono fuoco. Comunque i vigili del fuoco sono intervenuti a Urbana per un mobilificio, addirittura provenienti i pompieri anche da Legnago per dare manforte ai colleghi padovani. 2 persone ferite da petardi. Al viso e un ustione a un braccio a Vigo d'Arzere, al viso invece è successo a Dagna, quindi nella zona del Ponsalvano. Allora Guido, noi ti ringraziamo per queste importanti informazioni, grazie anche che ci hai segnalato la vaccinazione in diretta, si è riusciti a far vedere qualche immagine. Naturalmente il nostro Focus TG di oggi, primo Focus TG tutto in diretta dell'anno, prosegue fino alle 13, quindi se ci saranno notizie importanti da Padova non esitate a richiamarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro e buon anno. Naturalmente. Altrettanto, auguri a tutti, anche da Padova.
Torniamo in studio, quindi informazioni importanti anche da Padova, poi parleremo magari anche dei botti di Capodanno, però adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Oggi sabato 2 gennaio, stanno arrivando tantissime notizie, molte le avevamo seguite ieri, che è giornata di festa. Per esempio ce n'è una un po' agrodolce, possiamo dire, che arriva da Padova. Ieri pomeriggio un 85enne di Padova, nubile e che vive da sola, sorella di un militare dell'Arma in congedo da poco deceduto, ha chiamato il 112 per manifestare il disagio della sua solitudine e la difficoltà di rifornirsi di generi alimentari. Non aveva modo di fare la spesa. Immediatamente l'operatore della centrale operativa di Padova ha allertato l'equipaggio di una pattuglia del radiomobile che ha raggiunto l'anziana a casa per farle un po' di compagnia. I militari si sono presentati con un pasto caldo e un piccolo regalo, un piccolo pensiero, cercando così di alleviare le difficoltà quotidiane, ci fanno sapere i militari in una nota appena arrivata in redazione, quel senso di solitudine che in tanti anziani si acquiscono nei giorni di festa, e per manifestare anche come l'Arma sia al servizio delle persone e rappresenti sempre una grande famiglia per i suoi militari in congedo e i loro familiari. Adesso abbiamo la possibilità anche di farvi vedere una fotografia che ci arriva proprio poco fa. Questa è una bella foto, vedete la signora anziana che porta la foto del fratello militare in congedo deceduto da poco. La foto non potete vederla, la porta in grembo perché ci sono le notizie davanti che passano, però le hanno portato dei cioccolatini i due carabinieri militari della radiomobile, quindi non solo un'arma dedita a combattere quella che è la criminalità, ma anche al servizio delle persone. In ogni momento questa persona si sentiva sola, ha chiamato i carabinieri, ha chiamato il 112 ed è arrivata una pattuglia sul posto a farle un po' di compagnia, a portarle un regalo. Una storia un po' triste di inizio anno, però che fa capire che il tessuto sociale di questa nostra regione, pur con qualche lacuna dovuta a oggettivi problemi di questo momento, è sempre molto molto forte. Torniamo in studio perché c'è un'altra notizia molto particolare che arriva da Padova. Allora, questa mattina è stato rinvenuto, adesso ve lo facciamo vedere, anche perché ci viene chiesto di farlo vedere il più possibile per capire se qualcuno lo conosce. È stato rinvenuto questo dipinto che vedete ora, un po' buia l'immagine perché è una fotografia scattata questa mattina. Siamo sul ponte Barbarigo a Padova, siamo fra Piazza Castello e La Specola, una zona centralissima, e passanti hanno segnalato alle forze dell'ordine questo dipinto, questo quadro che è stato trovato lì, lasciato lì. Pare che non ci siano indicazioni che possano far risalire all'autore o al proprietario, e la firma dell'autore non è ben leggibile, e quindi è stato segnalato, poi è stato messo al sicuro perché non si capisce se sia un'opera di pregio oppure un'opera in costruzione, non si riesce a saperne nulla. Adesso ritorniamo in studio per farvi vedere un'altra foto di un dettaglio di questo dipinto un po' più chiaro. Eccolo qui, ve lo facciamo vedere sempre grazie alla regia di Renzo Rigon. Non si riesce a risalire all'autore, magari c'è l'autore stesso, il proprietario o un esperto d'arte che magari ci possa dire a chi fa riferimento quest'opera. Un'opera che è stata, lo ricordiamo, abbandonata, trovata questa mattina molto presto sul ponte Barbarigo in centro a Padova, messa al sicuro dalle forze dell'ordine. Se qualcuno conosce, ne sa qualcosa, saremo ben lieti, o vi fate riferimento direttamente alla polizia della questura di Padova, o fate riferimento anche a noi, magari possiamo essere utili in qualche modo. Quindi queste erano le notizie da Padova, non tutte le notizie perché comunque ci sono stati anche
ci sono anche stati degli arresti, delle denunce. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. C'è appena arrivato il mattinale, il cosiddetto mattinale delle forze dell'ordine, ovvero la lista degli interventi. No, tutte cose purtroppo già dette. C'è una vicenda di droga sempre a Padova, ecco che ve la diciamo adesso al volo, proprio le notizie nel momento in cui arrivano. Allora, tenta di sfuggire un controllo disfacendosi dello stupefacente fermato dalla polizia. Parliamo del 31 dicembre, c'erano dei controlli per il contrasto allo spaccio che anche durante l'ultimo dell'anno, nonostante la zona rossa, nonostante tutte quelle che sono le situazioni del caso, continua. Nella stazione ferroviaria è stato trovata una persona che alla vista delle volanti ha lasciato cadere a terra della marijuana, è stato poi fermato, aveva anche addosso degli involucri contenenti 5 grammi di eroina e un po' di contante, 150 circa euro in contante. È stato accompagnato in questura e denunciato per spaccio di droga. Vediamo se riuscire a sapere chi è. Non ci sono informazioni non sono le generalità di questa persona. Questa era la cronaca da Padova per il momento. A Vicenza abbiamo sentito la nostra Gabriella Basso poco fa, ci ha detto che non è stato un capodanno proprio sereno, fra botti, vandalismi, attentati incendiari, a macchine lasciate in sosta, insomma è successo un po' di tutto. Per sapere per filo e per segno molto bene tutte queste notizie non resta che vedere i nostri telegiornali questa sera, TG Vicenza e TG poi di Padova sulle nostre emittenti. Detto questo, noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo con quelli che sono i dati dell'emergenza coronavirus e per fare un po' il punto sulle vaccinazioni e sull'epidemia in Veneto. State con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG sabato 2 gennaio. Sta succedendo davvero di tutto in Veneto, anche con l'ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla nostra regione ormai da qualche giorno. Nella pianura, diciamo nella parte centro-meridionale del Veneto, i problemi non sono poi così gravi. Invece la montagna veneta, in particolar modo quella vicentina, quindi l'altopiano dei 7 comuni, sta affrontando una situazione che non è drammatica perché non ci sono ancora problemi di questo tipo, però in prospettiva può diventare un po' complicata. Noi stiamo cercando di metterci in contatto con qualche sindaco dell'altopiano che ci racconti come sta andando, però nel frattempo vi facciamo vedere grazie alle webcam puntate sul centro di Asiago, una piazza, un centro storico di Asiago come non lo si vedeva davvero da tempo, perché ci confermano anche i residenti, gli amministratori dell'altopiano di 7 comuni che insomma una cosa del genere non si vedeva da qualche tempo. Vedete quanta neve si è accumulata sui tetti delle case. Questo è il municipio di Asiago con la torre civica. Vedete la neve, si parla di oltre 1 metro di neve caduto negli ultimi giorni, forse 1 metro e mezzo quasi in alcune zone, sicuramente 1,5 metri in altura, che per quanto riguarda l'altopiano dei 7 comuni rispetto a come era andata negli ultimi anni è davvero una quota importante. C'è un po' di gente che si muove, forse riuscite a vederli anche voi nella webcam. Torniamo in studio, vediamo se riusciamo a farvi vedere un'altra webcam sempre di quella zona. Poi questa sera nel TG Bassano avremo anche un'intervista con alcuni sindaci dell'altopiano proprio per farvi capire cosa sta succedendo da quelle parti. Ecco, esemplificativo della situazione è questa webcam che in sé non si vede molto, però c'è talmente tanta neve che non si vede la piazza. Vediamo se riusciamo a farvela vedere dalla regia. Ecco, questa è una webcam che di solito mostra l'intera piazza di Asiago, e vedete che c'è qualcuno comunque che se ne va in giro, sicuramente o proprietari di seconde case o persone che sono... Abbiamo il sindaco?
Sì, allora, pronto? buongiorno Emanuele Munari, sindaco di Gaglio, grazie per aver accettato di venire in diretta qui telefonicamente qui con noi. Adesso noi chiediamo al sindaco qual è la situazione. Nel frattempo io cerco una webcam di Gaglio per far vedere ai nostri telespettatori cosa sta succedendo lì da voi. Sindaco, come va su in altopiano? Grazie intanto, buongiorno Ferdinando Garavello, buongiorno Rete Veneta e tutti i telespettatori. La situazione qui in altopiano resta ancora critica, però non eccessivamente allarmante. Resta critica perché ha ripreso da mezz'ora a nevicare ancora, quindi diciamo il totale delle precipitazioni nevose tra quelle fatte dopo Natale e quelli di adesso, di ieri e l'altro ieri, andiamo oltre il metro sicuramente, 1,10 m, 1,20 m. La viabilità ordinaria comunque è abbastanza messa bene, difatti approfitto per congratularmi con tutte le società, le aziende dei mezzi spalaneve perché veramente hanno fatto un lavoro eccezionale sull'altopiano. Ecco, come dicevo, facciamo un appello alle persone che io adesso sono in macchina, sto andando in comune e vedo comunque un certo traffico anche oggi che è zona rossa. Quindi, certo. Dopo gli appelli fatti in questi giorni, purtroppo ancora una volta gli italiani, quelli medi, non vogliono saperne di rispettare le regole. Siamo in zona rossa, siamo in Covid, siamo in emergenza neve e purtroppo dove cavolo vanno queste persone? Io non lo so. Perché ci sono i mezzi spartineve che devono fare il loro lavoro e sono spesso vincolati ad aspettare o a fare le gincane tra le macchine e questo non è corretto, è irrispettoso verso chi lavora H24 per garantire la sicurezza delle nostre strade e la loro percorribilità. Certo, sindaco, noi finché lei ci parla stiamo facendo vedere la webcam puntata, anzi continuiamo a farla vedere perché è molto interessante, puntata sul centro storico, sulla chiesa di Gaglio. Vediamo un metro di neve probabilmente sui tetti delle case, ma quello che spunta agli occhi è un traffico davvero intenso, cioè stiamo guardando e passano continuamente macchine, passano continuamente persone. Dando un'occhiata ai social si vede continuamente gente che scrive come sono le strade, dobbiamo venire su, non si sa a far cosa perché dobbiamo venire su a vedere la neve, magari si può aspettare anche qualche altro giorno, magari fuori dalla zona rossa, fuori dall'emergenza neve, invece continuano a salire. Guardi, in questa webcam che vediamo noi c'è un continuo flusso di macchine. Noi immaginiamo che Gaglio abbia ai suoi abitanti che hanno bisogno di fare le loro cose, ma sicuramente non è traffico locale questo che vediamo. Ma assolutamente, guarda, io sono qui ad Asiago in questo momento, andando a Gaglio, sono imbottigliato anche ad Asiago, quindi voglio dire, è pazzesco quello che vediamo, veramente pazzesco, perché nonostante gli appelli al buon senso e al senso civico, io non so questa gente dove vuole andare oggi, ripeto, zona rossa e in allarme meteo. Cioè, non so cosa ci vuole per noi per fermare un attimo le persone, veramente, perché poi si mette a rischio veramente anche il prossimo, perché l'incidente, perché lo slittamento, lo sbandamento della macchina, perché ricordo che non tutti hanno le gomme termiche messe bene, perché le gomme termiche non basta essere classificate termiche, devono essere anche fresche, devono avere pochi chilometri, perché sono gomme termiche, sì, perché sono gomme termiche classificate tali, ma poi ce l'ho da 4 anni, non servono a nulla. Quindi il rischio per se stessi e per gli altri è veramente oggi in una percentuale veramente alta, quindi l'ennesimo e caloroso appello a non muoversi oggi, se non per stretta necessità, che non vuol dire andare a vedere la neve la vediamo anche domani, dopodomani, lunedì prossimo, domenica prossima, tanto un metro di neve non va via in un giorno sicuramente, quindi ecco un appello veramente a tutti i nostri vicentini, padovani, insomma, che oggi portino pazienza un attimo, che l'altopiano sarà a disposizione nei prossimi giorni. Assolutamente, sindaco, noi ci facciamo megafono di questo appello, speriamo che l'abbiano sentito più persone possibili, anche perché domani dovrebbe fermarsi un po' questa perturbazione, ma ci risulta che già dalla settimana prossima ci saranno altre nevicate molto intense, quindi serve la massima attenzione. Sindaco, adesso noi non vogliamo più disturbarla perché sappiamo che è una giornata anche non ti preoccupare. Complicata, quindi la ringraziamo per questo intervento. Ribadiamo, glielo facciamo ridire, c'è tempo per vedere un altopiano favoloso, imbiancato, coperto di neve
sbloccheranno lo sci, sbloccheranno lo sport, sbloccheranno le zone rosse, quindi tutto quello che c'è adesso rimarrà a disposizione degli amanti della montagna anche dopo l'Epifania, anche fra qualche giorno, sicuramente fra qualche settimana, quindi ci sarà tempo di vedere un altopiano in queste condizioni. Assolutamente sì, caro Ferdinando. Io appunto l'invito è aspettare, anche perché oggi sinceramente non si può neanche godere del panorama e della neve, invece fra qualche giorno, magari con un po' di cielo sereno, prima dell'ulteriore nevicata prevista appunto, come dicevi tu, nei prossimi giorni, aspettiamo quei giorni più consoni, insomma, per muoversi, per appunto transitare sulle strade in maggior sicurezza, ecco, anziché oggi dove il rischio di incidenti è veramente elevato. Molto bene. Sindaco, grazie mille. Abbiamo parlato con Emanuele Munari al telefono, sindaco di Gaglio. Sindaco, approfittiamo per farle gli auguri di buon anno e speriamo che possa essere un anno di ripartenza, rinascita anche per quell'importante territorio dal punto di vista turistico, ambientale, e culturale e storico che è l'Altopiano di 7 comuni. Certo. Assolutamente sì, buon anno a tutti voi di Rete Veneta e buon anno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Buona giornata ancora e grazie ancora. Grazie ancora, torniamo in studio. Grazie. Avevamo in diretta telefonica il sindaco di Gaglio, avete visto una condizione, una situazione anche pericolosa, strade che comunque sono soggette a continue operazioni di pulizia ma tanto traffico. Il sindaco di Gaglio ci ha appena detto, anche un po' l'abbiamo sentito un po' arrabbiato forse per quello che ha visto, troppa gente, troppo traffico, troppa gente che è salita in altopiano per vedere la neve. Ricordiamo che siamo in zona rossa perché oggi è ancora zona rossa, ricordiamo che siamo nel bel mezzo, ma questo dovremmo saperlo tutti ormai, di un'emergenza sanitaria che si somma in quel territorio a un'emergenza meteorologica. È caduto 1 metro, 1,5 metri di neve. Non è una situazione certo facile, lo si può vedere l'altopiano innevato anche dopo l'Epifania, quando probabilmente riaprirà lo sport alpino completamente, quindi l'appello che ci ha fatto il sindaco e che ci sentiamo di sposare è questo: per oggi state a casa, non ne vale la pena, anche perché ricordiamo che un qualsiasi incidente, anche il più piccolo dei tamponamenti, con una persona che magari si fa male, causa una serie di situazioni molto complicate in altopiano, con un'ambulanza che deve partire, un ospedale che, ricordiamo, è l'ospedale dell'altopiano, quindi che magari ha bisogno di star dietro a cose un po' più gravi, quindi questo è quello che ci sentiamo di dire. Allora, questa era un volo d'aquila sulla nevicata dell'altopiano. Ci torniamo stasera perché abbiamo anche il sindaco di Asiago che fa alcune considerazioni anche sulla tenuta forse di alcuni dei tetti di alcuni edifici con tutta la neve che sta cadendo. Crediamo che quelli che sono gli impianti di risalita destinati in questo periodo solo agli atleti professionisti siano probabilmente chiusi anche in queste ore, quindi lasciamo stare per una giornata, ne parleremo più avanti. Detto questo, chiudiamo il capitolo maltempo, chiudiamo il capitolo meteo, ci prepariamo a parlare per l'ultimo blocco del nostro Focus TG di coronavirus con i dati che sono arrivati questa mattina. Prima di andare in pubblicità però ci arrivano anche altre notizie di carattere economico e questa è una foto che riguarda la notizia che vi stiamo dando. Allora, Coldiretti dice saldi al via solo per i prodotti alimentari negli unici negozi operativi in zona rossa, aperti anche i mercati di campagna Amica. Cotechini, zamponi, pandori, panettoni e torroni, ma anche frutta secca, spumanti e tempo di saldi, ma solo per i prodotti tipici delle feste di Natale e Capodanno. Nei negozi di beni alimentari, gli unici aperti in zona rossa, oltre a qualche altro negozio di grande importanza, le offerte arrivano con sconti fino al 70%. Lo afferma Coldiretti in occasione dell'avvio della stagione dei saldi, che quest'anno è riservata all'agroalimentare. Questo è un po' particolare, vuol dire che davvero stiamo passando un periodo molto molto strano. Ne parleremo poi, adesso facciamo una breve pausa. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi per raccontarvi
di quello che sta succedendo in Veneto. Informazioni di ogni genere, abbiamo avuto cronaca a Padova, cronaca a Vicenza con danni durante la notte di Capodanno. Adesso vediamo se qualcuno, anzi lo vediamo in diretta, se per caso qualcuno dei nostri telespettatori ci ha segnalato qualche informazione importante su quel dipinto che è stato ritrovato a Ponte Barbarigo a Padova. Adesso stiamo entrando nel nostro sistema, poi cominciamo a dare un'occhiata ai dati del coronavirus. Vediamo, qui non ci sono informazioni purtroppo del dipinto. Allora no, non ce ne sono. C'è ve lo facciamo rivedere, magari vi siete messi davanti alla televisione solo pochi minuti fa, e questo dipinto, eccolo qua, questo dipinto è stato trovato questa mattina appoggiato alla sponda di Ponte Barbarigo a Padova. Si ignora l'autore, si ignora la provenienza, non si sa se sia rubato, non si sa se sia stato messo lì a bella posta come magari provocazione artistico-culturale. L'autore di questo quadro non è segnato sulla tela, quindi è stato preso dalle forze dell'ordine, dalle volanti della polizia, portato in questura, e si spera di riuscire a capire che cosa ci faceva un quadro su un ponte del centro storico di Padova alle 8-7 del mattino del secondo giorno del 2021. Un piccolo mistero padovano. Allora, torniamo in studio per iniziare a parlare di coronavirus. Questi sono i dati di questa mattina. Ecco, li vediamo assieme. Allora, casi attualmente positivi 94.121. L'ultimo bollettino disponibile, ovvero quello del 31 sera, parlava di 91.073, quindi sono oltre 4.000 in più. Questo dato si innesta su quello dei positivi dall'inizio dell'emergenza coronavirus, perché sono 261.845. Il 31 sera erano 253.875, sono praticamente 8.000 casi in più in 2 giorni, un giorno e mezzo. Quindi, come dicevano questa mattina durante le varie conferenze stampa sull'emergenza coronavirus i direttori generali delle ULSS, la curva non è in calo, la situazione non è buonissima. Questi sono dati, ve lo ricordiamo, dovuti alle uscite di Natale, agli auguri di Natale, al movimento che c'è stato durante la vigilia e il giorno di Natale, e naturalmente poi di Santo Stefano. I decessi: sono morte dall'inizio dell'emergenza coronavirus con questa epidemia 6.675 persone. Questo è un dato che invece si sta contraendo fortunatamente, perché erano 6.539 solo il 31, e quindi ci sono 136 circa casi in più, ma in quasi 2 giorni, cioè morti in più in quasi 2 giorni, il che è un netto rallentamento di quello che stava succedendo. Il rischio, e lo sappiamo, lo sapete benissimo anche voi, è che quando parte poi l'abbrivio porta infine sempre un aumento dei decessi. Quindi prima ci sono i casi, poi ci sono le terapie intensive e poi ci sono i morti. Scendiamo nella seconda parte della tabella, sempre molto importante, perché ci fa capire quella che è la situazione della sanità. Allora, 2.292 ricoverati in area non critica, di cui 2.668 ancora positivi, 324 negativizzati. Anche questi sono numeri che scendono un po', fortunatamente. 400 invece le terapie intensive impegnate. Purtroppo questo è un numero che non cala. Le terapie intensive sono stabili fra 350 e 400 ormai da troppo tempo, e questo non è un buon segno. Sono 28 i negativizzati e ben 372 positivi in
terapia intensiva. Rispetto all'ultima rilevazione praticamente tutto fermo, tutto com'era, sono 4 in meno e 2 persone ricoverate. Vedete che i decessi, il delta decessi, ovvero il numero dei decessi nelle ultime ore, è sceso rispetto alle 50, 60, 70 unità addirittura delle 12 ore di qualche giorno fa, sono solo 19. Speriamo di non dover vedere un'altra risalita nei prossimi giorni. Torniamo in studio questa sera, poi vedremo gli altri dati, quelli serali, faremo il confronto durante il nostro telegiornale TG Bassano, TG Vicenza, per capire effettivamente che cosa sta succedendo con il coronavirus. Allora, detto questo, andiamo a vedere un servizio. Perché siamo andati, ormai l'anno vecchio è andato in archivio, qualcuno lo vuole cancellare per sempre dalla propria memoria, qualcun altro invece ci farà i conti man mano che passerà il tempo. Però noi siamo andati a chiedere ai bassanesi, in questo caso in centro a Bassano, negli ultimi giorni dell'anno scorso, che cosa ci lasceremo alle spalle, che cosa ci siamo lasciati alle spalle in molti casi. Ecco cosa ci hanno detto. Il peggior anno che abbia mai vissuto, però questo depone in favore dell'anno che verrà. Siamo sicuri, insomma, che certamente sarà migliore. Poi ci sono i vaccini, per cui speranza nel futuro e tanta forza di volontà. Io ho trovato il lavoro però con il Covid. Grazie al Covid ho avuto una supplenza a scuola che non avevo mai avuto finora, quindi... Disastroso, in tutti i sensi proprio. Prendere un caffè fuori, ma dopo non è il caffè, è tutto l'insieme proprio che è pazzesco. Quello che è importante è che ritroviamo il momento di equilibrio dentro di noi e che ci organizziamo bene per affrontare il 2021 con uno spirito di positività, che è l'unica strada percorribile per ritrovare presto quei momenti di gioia, di fratellanza, di aggregazione che abbiamo perso e che ci sta pesando tantissimo. Tutti non vedono l'ora che finisca quest'anno e sperano che sia un anno migliore quello che arriva. Speriamo nel 2021, cerchiamo di essere ottimisti. Si chiude questo 2020 e speriamo che l'anno prossimo sia migliore in tutti i sensi, per la salute delle persone, per questo Covid che speriamo finisca presto e che porti a tutti un po' di anche lavoro. Restiamo fiduciosi, ma certamente bisogna cambiare. Così non può continuare, perché anche socialmente la situazione è abbastanza pesante, le restrizioni non fanno bene ai rapporti sociali. Secondo me la socialità è un bene primario quasi quanto la salute. Finalmente aspettiamo l'anno nuovo, bisogna essere positivi e dai, che le cose vanno bene. Allora, avete sentito, qualcuno si punta ancora il dito contro il 2020, qualcun altro dice lasciamocelo alle spalle, guardiamo al futuro, ognuno avrà fatto i conti, avrà fatto i suoi bilanci, il tempo di bilanci, quello di fine anno e di inizio di un nuovo anno, a maggior ragione in questo periodo così strano, così difficile, così drammatico. Ci sono arrivati nel frattempo le notizie un po' più precise di quelli che sono gli eventi di cronaca di Padova in questo Capodanno, andiamo a vederli. Un ventenne di Agna, poco dopo la mezzanotte, è finito al pronto soccorso per delle lesioni al volto causate dallo scoppio di un petardo che stava maneggiando. 8 i giorni di prognosi. Sempre lo scoppio di un petardo ha ustionato a una mano a Vigo d'Arzere una persona di 42 anni, prognosi di 20 giorni. Sempre a causa di un petardo è andata in fiamme a Rovolon una utilitaria di proprietà di un uomo dello Sri Lanka che era parcheggiata in strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Abano Terme che hanno limitato i danni all'auto, una Yaris, rimasta parzialmente danneggiata. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. A Padova il 31 dicembre alle 19 circa c'è stato un incendio in un appartamento adibito a studio legale al quinto piano in un condominio di Piazza Conciapelli. Nessun ferito. Allontanati tutti i residenti del palazzo durante le operazioni di soccorso. Al lavoro 3 squadre di pompieri che hanno spento le fiamme. Danni soprattutto da fumo. Le cause dell'incendio sono al vaglio del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Poco più tardi, alle 19:30, i Vigili del Fuoco di Este, Padova e Legnago
sono intervenuti in via Laghi a Urbana, nel Montagnanese, per l'incendio di un mobilificio. Con l'impiego di 2 autopompe e 2 autobotti, i pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme, salvando il reparto lucidatura e gli uffici. Le operazioni di soccorso sono proseguite nella notte. Questa era la cronaca da Padova. Per la cronaca da Vicenza, da Bassano, poi vi diamo appuntamento ai nostri TG di questa sera e arriva invece una nota che riguarda la necessità di accelerare, stiamo parlando dell'ANSA nazionale, la vaccinazione dei medici, considerando che il vaccino è il più potente dispositivo di protezione individuale. Lo sostiene il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che dice: penso si debba accelerare il processo di vaccinazione di tutti i medici, compresi i medici convenzionati e i liberi professionisti, tra cui gli odontoiatri. Il vaccino, afferma Anelli, rappresenta oggi il più potente dispositivo di protezione individuale e va fornito a tutti i medici che hanno pagato il prezzo più alto in questa pandemia. Allora, solo l'ultimo giorno dell'anno l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin aveva detto ai nostri microfoni in pratica è iniziata l'offensiva contro il Covid. L'unica arma che abbiamo in questo momento è quella del vaccino. Sono partite le vaccinazioni, ve le abbiamo fatte vedere, ve le faremo vedere anche nei nostri telegiornali, che riguardano gli operatori della sanità, ma anche i primi anziani nelle case di riposo. Fra poco il vaccino sarà disponibile per altre fasce della popolazione e continueremo a parlare di questo importante tema più che possibile. Allora, detto questo, il nostro telegiornale è arrivato alla fine. Abbiamo visto tante notizie, tante le vedremo poi questa sera nel TG Bassano, TG Vicenza. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.